Allora, vediamo un pochettino ragazzi, ho fatto un attimo di pausa, ho salvato la partita e ci ritroviamo pronti davanti a una nuova missione, un nuovo erede. Allora, io ho letto un pochettino le icone, lo riconoscerei come mentore. Gli studenti si laureano il 10% più rapidamente. Eccolo qua, il nostro nuovo baffone, vediamo di metterlo in maniera diversa, un abito un po' adatto, vediamo all'epoca della guerra fredda. Ok, cambiamo il colore dei pantaloni, perfetto, capelli normali. Mamma mia, già un nuovo erede quest'età, eccolo qua. Questi baffoni vediamo di toglierli però. Vediamo un po', deve essere nella sezione dei capelli. Vediamo cappello, accessorio. Vediamo di mettergli un bel sigarone. Ecco, anzi, i baffi glieli possiamo lasciare. Ecco qua il nostro nuovo erede. Vediamo di lanciarlo. Abbiamo due nuovi eredi, quindi Alejandro, eccolo qua. Vediamo di selezionarlo e lanciarlo quindi nella nuova, come dire, nella nuova campagna, quindi per la conquista del potere. Allora, 65% di felicità, proprio perché in questi ultimi minuti sono andato a posizionare una chiesa, come aveva detto appunto la nostra ragazza del Jolly Roger, un nuovo ristorante con il massimo della paga per aumentare il servizio a tutti i visitatori, e sicuramente qui un altro paio di case popolari per accogliere le persone al loro interno. Bene, allora adesso con questi nuovi dollari che arriveranno dobbiamo costruire necessariamente l'industria tessile, ragazzi, perché non possiamo continuare così. Ecco che stiamo andando ad esportare, ecco che è finita l'esportazione definitiva. Debito sovrano, andiamo ragazzi ad indebitarci per un attimino con queste nuove obbligazioni che abbiamo fatto. Pausa, vediamo se possiamo costruire l'industria tessile, perfetto. Vediamo di metterla appunto vicino alla segheria e di impostare il livello di costruzione elevata. Intanto arriva una nuova missione, 10.000 di frutta con l'America. Adesso qualche piantagione di banana gliela mettiamo. Ok, perfetto. Dobbiamo ragazzi iniziare ad esportare carbone e ferro per riuscire a sostenere le spese che sono davvero astronomiche. Quindi vediamo di collocare la strada nella sezione del carbone e la strada nella sezione del ferro. Eccola qua. Queste due miniere devono essere anche... I tropicani chiedono ecco qua, le nuove elezioni. Il nostro presidente verrà scelto e questo ragazzi è il periodo che dobbiamo superare prima della nostra grande rivoluzione industriale. La mia ricerca dimostra che gli acquirenti interni ed esterni pagano no, abbandono questa missione perché non mi interessa, non voglio far pagare alla gente da mangiare, mangiare gratuito a Tropico. Perfetto. Quindi vediamo un po', 63% di felicità. Adesso nel periodo delle elezioni va sempre a diminuire ragazzi, quindi dobbiamo stare molto ma molto attenti. Aumentiamo la paga di questi uomini, anche di questi altri, perfetto. L'esercito già è ben pagato. Vorrei aumentare anche lo stipendio di queste persone che vivono qua in alto. Bene, di tutti i ranch, per farli lavorare maggiormente. E anche delle nostre piantagioni di cotone. Dobbiamo impostare ragazzi il massimo nelle piantagioni di cotone per far lavorare più persone possibili. Allora, ecco che stiamo ultimando la nostra industria tessile. Intanto vediamo qua come va. Ecco, i nostri trasportatori non riescono a fare del loro meglio. Ci sono 18.000 dollari di esportazione. Perfetto. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Intanto le case popolari qui si stanno riempiendo. Un sacco di facce nuove. È fantastico perché mi piace fare nuove conoscenze. Benvenuti al Jolly Roger, nuovi arrivati. Sappiate che sulla nostra isola è obbligatorio bere, divertirsi, bene, fare festa e adorare il presidente. Vediamo di pensare anche all'assistenza sanitaria. Posizioniamo ragazzi una nuova clinica da queste parti. E purtroppo non possiamo posizionare altro per quanto riguarda il denaro che abbiamo al momento. Ma con la nuova industria tessile tutto cambierà. Vediamo di mettere anche allora i due magnati li mettiamo nelle nostre strutture minerarie e petrolifere. Eccole qua. Allora, magnate da una parte e magnate appunto anche dall'altra parte. Perfetto. Il lavoro deve essere massimo e vediamo di esportare tutto. Ho intrapreso una nuova campagna ragazzi di esportazioni, quindi della stoffa. Allora qui ragazzi dobbiamo già esportare cotone. Ne abbiamo parecchio, la lana dovrà arrivare al più presto perché ce l'abbiamo appunto posizionata in questa zona superiore. Eccola qua la nostra lana tutta raccolta in dei pacchettini, perfetto. Intanto già stiamo iniziando a produrre, ok, la stoffa è già pronta per essere esportata all'estero. Benissimo, già le case popolari funzionano, abbiamo un debito davvero che è astronomico ragazzi, dobbiamo riuscire a recuperare. Intanto dobbiamo rilanciare la nostra economia con questi nuovi stabilimenti che abbiamo aperto. Intanto qui adesso potenzieremo tutto con i frantumatori pesanti e le pompe ad acqua. Bene, 15.000 dollari per il nostro debito sovrano. Avanti, avanti che dobbiamo fare qualche altra cosa. Ecco qua la nostra nuova
opzione per le ambasciate è acciaio immediatamente, lasciando perdere l'elettricità. Acciaio e l'elettricità la scopriremo magari più avanti. Ecco, Abbiamo così. l'occasione di influenzare l'esito. No, possiamo vincere senza barare, abbiamo un 62% pieno, quindi nessun problema. Allora, nel parcheggio per adesso non c'è nessuno, i trasportatori stanno lavorando. Bene, vediamo di velocizzare un po' tutto, il caseificio funziona. Sono arrivati i risultati. E abbiamo vinto col 61%, ragazzi. Bene. Non fate le femminucce. Io una volta ho pestato un riccio di mare. Secondo voi sono andata in clinica? No. La clinica è importante. E poi quando un lama troppo amichevole mi ha assalito mentre stavo togliendo il riccio, costringendomi a combattere, sono andata in clinica a piangere? No. E alla fine, quando ho dovuto scappare per tutta l'isola dopo che il lama ha chiamato i suoi amici con i tacchi a spillo? No. Sono andata dove tengo la mia riserva di rum e l'ho scolata tutta, come qualsiasi buon tropicano dovrebbe fare, altro che cliniche. Contrastiamo appunto la nostra amica con la nostra clinica, proprio perché ci aiuterà molto in questi anni. E intanto i soldi già si fanno vedere con questi nuovi potenziamenti finanziari. Cercheremo di migliorare le nostre miniere. Eccole qua. Allora, impianto di preparazione del carbone aumenta di 3 lavoratori e di 30 l'efficacia. Tac. E anche da questa parte, per quanto riguarda la miniera di ferro, frantumatore pesante. Benissimo. Per quanto riguarda il caseificio, zangola di burro fornisce intrattenimento agli operai del caseificio. Perfetto. $5.000 disponibili, ragazzi. Dobbiamo utilizzarli molto bene. Allora, il cotone ce l'abbiamo. Adesso a tutta forza verso la distilleria. Quindi lo zucchero ce l'abbiamo, ma adesso dobbiamo anche utilizzare le nostre banane per l'esportazione. Quindi una zona di raccolta delle banane qui per avere anche nuovi lavoratori e nuove persone che abiteranno le nostre nuove case. Quindi mettiamo anche un'altra piantagione qua in alto, proprio qui per le banane. Un'altra ancora per fornire banane ai nostri grandi cittadini. E possiamo con questi soldi anche fare qualche altra cosa. Vediamo un po', fatemi pensare. Clinica, il giornale per aumentare la libertà in quest'area, ragazzi. Potrebbe essere sicuramente molto comodo, però dobbiamo fare tutto con un tocco di come dire, con un tocco di creatività. Il nostro giornale per i media, eccolo qua. Posizioniamolo e accompagniamolo da un'altra strada proprio nella parte posteriore. Eccolo qui. Mettiamo anche una nuova zona per l'intrattenimento. Magari anche in questa zona il ristorante potrebbe far comodo. Vediamo un po', messo qua dietro, perfetto. E continuiamo, ragazzi. La nostra industria tessile funziona alla grande. Il mentore lo possiamo mettere, ragazzi, qua dentro per aumentare l'efficacia degli edifici nelle vicinanze. Magari anche nella zona dei lavoratori, così aumentiamo l'efficacia di qualsiasi cosa qua intorno. Perfetto. Vediamo un po'. Ok, responsabile mentore. Non è molto utile, però sì, lo mettiamo lo stesso. No, un terremoto, iniziamo a tremare, maledizione, ora perdiamo tutto, ragazzi. No, la fabbrica tessile no, la fabbrica no. Attenzione, speriamo niente. Concluso. La miniera, maledizione, ragazzi. La comunità internazionale ci ha dato dei soldi, ma non bastano. La miniera, maledizione, i soldi. Io e Marcos abbiamo fatto faville, ma vi assicuro che l'unico tetto crollato per questo è stato il nostro. Ragazzi, proprio quello che non doveva crollare, ovvero la miniera di carbone, è crollata appena adesso e non abbiamo neanche i soldi per riuscire a recuperarla. Quindi dobbiamo aspettare. Smantella l'edificio danneggiato, ma neanche per sogno, dobbiamo riparare tutto. Quindi vediamo di ricostruire tutto quello che è crollato. Allora, con calma, ricostruiamo tutto con questi 9.000 e ripariamo tutto con questi 2.400. Eccolo, ripariamo anche questo edificio. E maledizione, però, che sfiga. $4.000 disponibili. Allora, cosa facciamo con questi $4.000? Nuove case? Sì, per la felicità delle nostre persone. Qui come va? 12 su 12. 12 su 12, forse un'altra serve da queste parti. Ok, e con questi altri soldi disponibili che cosa possiamo fare? Una nuova piantagione, magari di cacao, ragazzi. Qui il cacao cresce tranquillamente. Quindi vediamo un pochettino. Cacao, piantagione di cacao anche qua dietro. Ok, un'altra piantagione di cacao e un'altra piantagione, ragazzi, di cacao. Bene, la strada passerà in mezzo, così, proprio in maniera diretta. Tac. Tac. E tac. Bene, una nuova casa, anche anzi no, un nuovo porto per avere nuove risorse. Eccolo qua.
Vediamo di trovare una zona idonea. Perfetto, il porto come scelta primaria. Allora, abbiamo pagato 1000 come interesse sul debito sovrano. Non è importante. Intanto qui stiamo procedendo con la produzione. Profitto totale 19.000. Qui nella segheria profitto totale meno. Perché meno? Ah, il rimboschimento dovevo attuare. Attenzione ragazzi che possiamo perdere tutti gli alberi che abbiamo intorno se non posizioniamo delle nuove tipologie di rimboschimento. Ho una confessione da fare. Sono appena uscita da una relazione molto difficile. Le cose sono partite bene, ma presto hanno preso una piega così brutta da lasciare tutto in macerie. Un po' come sono in macerie molti edifici dell'isola. Allora, vogliamo ripararli? Li ho riparati, amica mia. Intanto adesso dobbiamo riuscire a piantare nuovi alberi, altrimenti la segheria non ha più niente per riuscire ad esportare. Allora, ricchezza fornita bassa, però mettiamo la nuova teoria del rimboschimento. Ok, e aumentiamo il budget dei nostri grandi tagliatori d'alberi. Eccoli qua, dei nostri grandi boscaioli. 10.000 disponibili. Industria, acciaieria ancora non possibile. Vediamo un po'. Ecco, il rum già pronto per essere lavorato ed esportato. Abbiamo tanto zucchero se non sbaglio, quindi possiamo dedicarci anche a questa nuova tipologia di esportazione. Le piantagioni di zucchero sono un pochettino mal pagate, non hanno quasi nessuno che ci lavora all'interno. Ecco, ne abbiamo appunto 3, però non ci lavora quasi nessuno. Ok, intanto questi colpi di sassofono mi distruggono le orecchie, mamma mia. Allora, stiamo esportando 32.000 merci tropicane. Adesso esporteremo anche la nostra frutta. Benissimo, nuova missione. Sono venuto a sapere 2 caserme, questo lo farò anche per la nostra fazione dei militaristi. Editti, vediamo un po', sussidi per l'agricoltura, aumenta l'efficacia di tutte le piantagioni standard ed idroponiche. Ok, nuovo porto anche da questa parte, 20.000 da una parte. Bene, consumo di cibo, ok. Vediamo, qui stiamo lavorando alla grande. La miniera l'abbiamo ricostruita. Ok, miniera di carbone e miniera di ferro lavorano al massimo. Però ragazzi, guardate un pochettino quanto ferro e quanto carbone abbiamo consumato in un paio d'anni. Stiamo davvero consumando come... non saprei. Stiamo consumando tantissimo. Dobbiamo ricercare immediatamente la nostra acciaieria. 2 mesi per l'acciaio, ragazzi. Dai che ce la facciamo. Intanto arrivano nuovi soldi. Quanto esportiamo? 24.000 su 25. Qua ce ne sono altri 20.000. Ok. Ecco che arrivano, la miniera. Intanto qui... acciaieria, perfetto ragazzi. Soldi per l'acciaieria pronti. Intanto la distilleria di rum al massimo delle opportunità per quanto riguarda la ricchezza. Qui stiamo lavorando al massimo. Responsabile ancora niente. Dai che dobbiamo esportare tutti questi soldi. Non ce la facciamo? Avanti. 15.000. Dai, maledizione, la nave ormai carica. Non abbiamo esportato nulla. Dobbiamo aspettare ragazzi un'altra nave da qualche altra parte. 58%. Vediamo un po'. Niente, dobbiamo attendere ragazzi perché le navi devono arrivare. Il cacao intanto è pronto. Abbiamo pagato altri $1.000. Signor Presidente, le mie analisi mostrano una tendenza economica. Allora, accettiamo. Incrementa la valutazione del credito. Siamo nel 1920, quindi la guerra già ormai è terminata. Però non abbiamo partecipato ragazzi, non abbiamo fatto, come dire, non siamo entrati a far parte di nessuna fazione. Intanto nei parcheggi non lavora nessuno. Peccato. Vediamo un po', qua c'era un altro parcheggio. Ok, i lavoratori ci sono, 20.000. Qua abbiamo 40.000 ad esportazione e 13.000 dall'altra parte. Dobbiamo riuscire ad esportare. Ma perché le navi arrivano sempre qui? Cioè c'è anche l'altro porto disponibile. Ecco, perché non venite anche dall'altra parte? La nave, eccola. Eccola qua, sempre più soldi, 46.000. Invece qua andiamo ad esportare solo pochi spiccioli, maledizione. Eccoci. 0, ecco, potete vedere perché non arrivano le navi in questo po'. Ah, eccola, la nostra nave Alice, pronta per l'esportazione di $40.000 americani. Eccoci, l'acciaieria dobbiamo posizionarla. I nostri soldi. Quale buco nelle casse dello Stato? Solo perché non arrivavano navi da quella parte? Un attimo, un po' di pazienza. Acciaieria. Pronti? Ragazzi, ad inquinare anche questa zona dell'isola. Intanto fermentazione, consumiamo meno rum. E ampliamento dell'officina, aumenta di 6 il numero dei lavoratori e di 50 l'efficacia. Quindi pensate un po' ragazzi, guardate un po'. Supervisore, l'efficacia dell'edificio aumenta di 5. Mamma mia, davvero una potenza assoluta. Ok, questo edificio principale. Adesso è divertente giocare proprio perché i soldi arrivano. Salviamo la partita. Soldi. Allora, continuiamo. Bene, stiamo esportando tutta alla grande. Qua su dobbiamo solo ultimare questi edifici. Purtroppo la strada non l'ho collocata, me ne sono dimenticato.
e dobbiamo riuscire a collocare meglio tutto. Qua su come sta andando? Le case popolari sono piene, la felicità è sempre bassa purtroppo, ma i soldi devono arrivare. Attenzione, cosa succede? Alcuni cicli perché? Ecco, la lana non arriva. Ma perché la lana non arriva? Se qua siamo strapieni di lana, eccola qui, potete vedere la grande quantità di lana che abbiamo. E purtroppo questi sono errori produttivi, che non è sicuramente colpa mia, perché io ho creato tutto. Possiamo anche far scendere un'altra strada di qua, ragazzi, per riuscire a regolare meglio il traffico. Magari farla scendere così, perfetto, e riuscire a far arrivare meglio anche i nostri trasportatori. Ufficio dei camionisti, mettiamone un altro ancora qui, costruiamolo rapidamente per riuscire ad avere anche nuove persone. Eccoli qua. La felicità continua a decrescere, ma purtroppo se la nostra industria non lavora, ecco, siamo addirittura pieni, pensate, siamo pieni di $44.000, i nostri trasportatori non riescono a trasportare, è un po' un gioco di parole, però guardate un po', abbiamo tanti soldi raggruppati in queste fabbriche che non riescono ad essere ben smaltiti, quindi attenzione anche alla felicità. Vediamo un po'. Sanità davvero pessima, dobbiamo migliorarla. Eccoci qua, i prossimi soldi verranno investiti tutti per la sanità, quindi intanto ampliamo l'ala ospedaliera e andiamo a posizionare anche una nuova clinica proprio in questa zona. Eccola qua, vediamo un po', benissimo. Ci servirebbero più soldi, ma purtroppo i nostri trasportatori si sono fissati a rimanere a casa e non vogliono lavorare, e quindi rimane tutto l'output dentro e non andiamo ad esportare nulla. Ecco, se non lavorano i trasportatori non lavora nessuno. Vediamo un po'. Qui vabbè, 51. Ecco, la felicità sta diminuendo proprio perché adesso non stiamo riuscendo a mantenere alto il livello degli intrattenimenti. Se non riusciamo a portare la nostra merce nel porto, i nostri trasportatori, se non fanno niente, purtroppo non ci sarà niente. Ecco, addirittura non riescono a trasportare neanche il carbone nella nostra acciaieria, figuratevi. Eccoci qui. Vediamo quanto c'è qua, 26.000 e qua 5.000. Qua, guardate quanta. Ecco, dobbiamo potenziare, ragazzi, i trasportatori. Un po' di soldi in più da questa parte. Ok, adesso le cliniche ce le abbiamo. Questa clinica è strapiena. Dobbiamo metterne 2 così. Vediamo un po'. 39.000, perfetto. Abbiamo esportato anche un po' di frutta. Bene. E niente, ragazzi, devo mettere altri uffici dei trasportatori, perché se no qua davvero non ne caviamo niente dal buco. Vediamo un po'. Tutto funziona, tutto fumo da queste parti al massimo. Purtroppo per noi non ci sono cioè ci sono i trasportatori, però non sono abbastanza per riuscire a trasportare tutto. Quindi intanto questa la ampliamo al massimo. Dai, con la nuova ala ospedaliera. Eccola qua. E altre zone appunto per i nostri trasportatori. Eccole qui. Ufficio dei camionisti. Ne mettiamo anche un paio qui per riuscire ad esportare meglio. Ecco, uno qui. Eccolo qua. La nostra nave sta imbarcando tutta la merce. Un altro ufficio. Con questi soldi vediamo quello che possiamo fare. Qualche nuova casa, magari in questa zona. Perfetto. E una sezione di case moderne anche, per esempio, da queste parti. Qua c'è solo una casa popolare, mettiamone un'altra per accogliere sempre più gente. Ok, vediamo un po'. 29.000. Allora, questi soldi li investiremo tutti per i nostri uomini. Ultimi dati scientifici. I diplomati. Ok, le innovazioni diplomatiche. Allora, ragazzi, questi soldi li dobbiamo spendere bene, soprattutto per la nostra popolazione. Un altro negozio di alimentari potrebbe farci comodo. Mercato locale. Sapete, ragazzi, vi ricordate cosa significa? Sicuramente abbiamo più persone che vengono nutrite. Quindi l'ala ospedaliera funziona. Va bene, stiamo aumentando la felicità gradualmente. Un cabaret per divertire anche la popolazione. Salviamo la partita. Benissimo. E l'asse ci invia dei soldi, ma con questi soldi dobbiamo tenere sicuramente viva l'attenzione delle nostre persone per un paio d'anni. È la prima scuola superiore dopo un paio di anni, ragazzi. Mettiamo anche un osservatorio in una zona elevata per riuscire ad usufruire anche. Vediamo se ci sono zone più elevate. Anzi, un osservatorio no, dai, vediamo di spenderli questi soldi, perché per me può bastare così. Quindi delle belle case possono andare bene anche in questa zona. Mettiamone un paio. 3. Ok. Allora, adesso qua ci sono 150 posti e 150 posti nell'altra clinica. Abbiamo 300. Un'altra clinica serve, ragazzi. Quindi
gli uffici dei trasportatori ormai ci sono, purtroppo non ci sono neanche i lavoratori. Allora, quindi qui stiamo, come potete vedere, esportando il nostro acciaio, e adesso possiamo anche lanciarci una nuova campagna del commercio, come per esempio, vediamo un po' se c'è qualcosa di nuovo. Stoffa già la stiamo esportando, siamo quasi arrivati al massimo, anzi gli aggiungiamo un'altra nave per essere rapidi, però dobbiamo utilizzare dobbiamo esportare il nostro acciaio. La grande rivoluzione comunista no, ragazza mia, vediamo di lasciar perdere la rivoluzione comunista, vediamo di aspettare un po'. Nuovi soldi, 14.000 e 24.000 da una parte e dall'altra. Allora, vediamo di investire sempre nella nostra ricchezza, diciamo così. Vediamo un po', qualche altro range qua. Allora, vediamo di potenziare. Fonderia a fusione, aumenta l'efficacia di venti ma genera inquinamento, non importa. Qui guerra fredda. Va bene. Ragazzi, qua ci sono un sacco di persone che potrebbero lavorare. Allora, con questi soldi vediamo di potenziare anche il nostro apparato dell'istruzione nella zona dei colletti bianchi, delle scuole, e potrebbe essere utile anche un'università. Ma adesso che ci penso, possiamo mettere il faro, eccolo qua, proprio al largo, eccolo qui. Il faro per aumentare le nostre rotte commerciali. Merci scatola, vediamo un po', ferro, stoffa, merci scatola, potrebbe essere utile. Vediamo un po' di merci scatola, possiamo esportare qualcosa? Abbiamo bisogno della centrale elettrica. Vediamo nella ricerca, la centrale elettrica tra 15 mesi, socialismo. Vediamo di mettere intanto delle caserme, ragazzi, miglioriamo il nostro apparato militare. Una caserma qui, bene. Velocità massima, 53 di felicità, maledizione. Qua intanto il nostro cabaret funziona. Come vanno? Allora, felicità, sicurezza, intrattenimento è bassissimo, cibo va bene, sanità va bene, abitazioni vanno male, lavoro, libertà, quindi dobbiamo potenziare sicuramente l'intrattenimento. Ok, intanto arrivano i nostri soldi. Perfetto, con l'intrattenimento possiamo lanciarci anche nell'opera. L'opera sicuramente sarà fondamentale per riuscire a intrattenere i turisti nelle vicinanze e anche qualche tropicano doc. Questa è la zona un pochettino innovativa. Vediamo di racchiuderla. Perfetto. Il cabaret qui per cittadini normali, ambientalisti, supervisore, l'efficacia aumenta di 5, quindi qui il supervisore, assumi. Bene. Intanto continuiamo così, ragazzi. Stiamo procedendo bene. Quando andavo al liceo, in quel periodo ero una minaccia ambulante ricoperta di brufoli. La capo cheerleader mi ha rubato il fidanzatino Raul e io, per vendicarmi, l'ho costretta a mangiare i pompon. Poi a Raul ho detto: non puoi lasciarmi, ti scarico io, e l'ho spinto in un cassonetto pieno di letame. Da allora però sono diventata più buona. Ecco che arrivano, ragazzi, i nostri nuovi soldi. Qui le case popolari sono sempre piene, quindi metterei ancora qualche altra casa qui. Un'altra la possiamo mettere qua su, così. Ecco, queste case sono piene, quindi altre case dietro, così. $31.000, vediamo cosa possiamo fare. Vediamo un po'. Nella guerra fredda questa tipologia. Una nuova chiesa però potrebbe essere molto utile. Vediamo di metterla in un'altra zona. Un'altra clinica. Ok, $25.000, vediamo cosa possiamo fare. Ambasciata, una nuova caserma qui. Perfetto. Vediamo un po'. Per quanto riguarda l'intrattenimento, già abbiamo messo parecchio. Il prossimo sarà disponibile nella guerra fredda. Vediamo. Beh, non c'è molto da fare a Tropico, però sto facendo del mio meglio. La felicità sta aumentando pian piano. Le elezioni, meno male che sono meno frequenti. Tanto nuovi studenti. Qui, ragazzi, fumo a tutta forza. Aumentiamo, ragazzi, però, maledizione. Vediamo un po'. Ecco, dobbiamo avere sicuramente nuovi diplomati. Ecco perché ho collocato nuove scuole per Tropico. Eccole qua. Vediamo un po'. Sì, abbiamo messo, ragazzi, quasi tutto all'interno di quest'epoca. Potremmo fare anche la fabbrica di sigari, ma non è che abbiamo tanto tabacco. Beh, potrei anche mettere nuove piantagioni di tabacco. Vediamo un po' in quale zona. Ecco, qua già potrebbe andare bene qualche piantagione di tabacco. Per esempio una qui.
e una nella parte posteriore. Ok, con una strada chiudiamo tutto. Bene, 2 nuove piantagioni di tabacco per avviare anche la produzione di sigari. Allora, vediamo. La nuova chiesa sta per essere costruita. Compagno Missione. presidente, temo che il nostro... Va bene, perfetto, un ufficio di costruzioni. Intanto Signor stiamo Presidente, aumentando le mie- la nostra felicità dei capitalisti. Qui sta funzionando tutto regolarmente, se vedo bene. Allora, la fonderia a fusione, il carbone 70.000 e 104.000, ancora siamo su. Allora, vediamo un po'. Assistenza sanitaria a pagamento. No, per adesso va bene. Non abbiamo neanche ribelli nell'isola, ragazzi, quindi figuratevi, tutti stanno bene. Aumentiamo la paga. Ecco che arrivano nuovi soldi. Vediamo, stiamo esportando per adesso stoffa, bauxite, acciaio. Che bello, attenzione, rimuoviamo una nave e mandiamo tutto per l'esportazione di acciaio. Perfetto, acciaio agli Stati Uniti. Benissimo, avanti ragazzi miei. Esportiamo il nostro grande acciaio, così arrivano anche i nostri grandi soldi. Ok, vediamo. Ottimo lavoro, non ha avuto alcun effetto e il paese è ufficialmente entrato in depressione. Ma sappi... Vabbè, il commercio ce l'abbiamo, più spese governative. Benissimo, vediamo un po'. Cosa possiamo fare? Qui addirittura il nostro cabaret. Vediamo un po'. Siamo quasi nel 1923, ragazzi. Dobbiamo collocare la nostra centrale elettrica adesso. Quindi intanto delle nuove case popolari proprio da questa parte. Mettiamone un'altra ancora qui e un'altra qui nel nuovo centro di lavoro. Eccola qua. Perfetto. Un'altra. Vediamo un po' come stanno andando. 12. Ecco, qua ci sono tantissimi lavoratori. Purtroppo qua, ragazzi, dovete... lo so che è brutto vivere accanto a delle industrie, però questa è la zona. Dobbiamo mettere anche delle case. 1, 2, 3. Perfetto. Qua funziona tutto bene. Il budget delle scuole deve essere aumentato. La nostra opera. E vediamo di mettere, ragazzi, anche un'università anche qui dietro per riuscire ad essere... L'Alto Consiglio degli Illuminati ha organizzato la solita estrazione per decidere chi dovrà morire per dare il via alle ostilità. Allora, i bookmaker ora raccolgono puntate su chi sarà il fortunato assassino. Perché non partecipiamo anche noi? Seleziona un membro della casata per tentare di assassinare Francisco Fernando. Che lo uccida qualcun altro. Invia un assassino. Il nostro grande Alejandro Van Helgen andrà a uccidere il nostro Ferdinando. Vediamo intanto nuovi soldi. Benissimo. Qua abbiamo reclutato, dobbiamo avere anche delle nuove caserme, come dire, dei nuovi lavoratori per le nostre caserme. Già. Ok, è arrivato qualcuno, una minima parte, 60% da parte della considerazione di tutti. Perfetto, abbiamo abbastanza studenti. E ragazzi, penso che stiamo andando proprio alla grande. Avete visto, ragazzi, il debito l'abbiamo recuperato, adesso ci sono tanti soldi. Ecco, la centrale elettrica sarà l'ultima cosa che andremo a fare. Però adesso che abbiamo ultimato la delegazione per l'alleanza e tutto il resto, il bacino di carenaggio, le azioni per i militari e i socialisti. Benissimo. Allora, vediamo di regolarci di conseguenza. Intanto facciamo un attimino di pausa da questa parte. Ok, scusate un attimo, ragazzi, dovevo sistemarmi un attimo le cuffie. Ok, intanto stanno arrivando delle nuove imbarcazioni, non ci sono problemi, arrivano dei nuovi soldi. Ok, allora, eccoci qua, $15.000, 18.000. Allora, dovevo costruire sicuramente l'ambasciata. Vediamo come va per quanto riguarda il crimine. Ecco, ci vuole una stazione di polizia. Eccola qua. Vediamo un po'. Avevo detto, vediamo un po'. Nella sezione, ecco, l'ambasciata sicuramente è importante. Dobbiamo posizionarla vicino all'università in questa nuova zona. Bene. Ho ricevuto notizie dal mio caro compagno d'armi, il capo. Perfetto, raggiungi 20 soldati, ne abbiamo 11. Purtroppo nel nostro palazzo del presidente lavorano poche persone, pochi militari. Dobbiamo raggiungerne 20, ragazzi. Sai, ci stavo pensando anche io. Con la giusta quantità di denaro il problema si risolverà. Hai ragione, amico mio. Dovevamo farlo prima. Ok, la campagna di industrializzazione, il costo di tutte le fabbriche per i prossimi 2 anni, perfetto. E anche il nostro editto dello sviluppo urbano. Eccolo qua, per migliorare anche le nostre nuove case che andremo a costruire. Allora, ho emanato gli editti. Vediamo di ottenere la ricompensa. Avanti, amico mio. La ricompensa. Maledizione, la nostra ricompensa. Intanto l'ufficio di costruzioni per i nostri comunisti. Avanti, eccolo qui.
un altro ufficio di costruzioni. Francesco Missione. Ferdinando si sta dirigendo in Serbia. Là dovrà In essere Serbia. il bersaglio di tutti gli aspiranti assassini. Dovremmo far entrare il nostro uomo nel paese. Invia una delegazione agli alleati o all'asse. Avrei bisogno di un'ambasciata. L'ambasciata ce l'ho, però non voglio. Perché mi dovete fare invadere? Io non voglio entrare in guerra con nessuno. Intanto la centrale elettrica, ragazzi, potrebbe essere molto utile. La posizioniamo nella nostra zona centrale. Eccola qua. Qua, ragazzi, andremo a produrre tantissima energia. Benissimo. Vediamo un po' come va l'inquinamento nell'isola, ragazzi. Non è neanche tanto male. Vediamo un po' se è vero. Sicurezza. Inquinamento attuale. Ecco, questa è la zona, come vi dicevo, molto inquinata. Sicuramente, però purtroppo queste sono le zone. Qui aumentiamola all'ospedaliera al solito. $20.000. Andiamo di finire questa nostra zona. Qui abbiamo cacao, però non lavorano, ragazzi. Aumentiamo la paga per far lavorare le persone in queste precise zone. Benissimo. Qui le piantagioni di tabacco non le stanno finendo. Meno male che adesso stanno arrivando. Sono ancora allo 0%. Io le ho collegate le strade, però. Vediamo. $46.000 disponibili, ragazzi. Vediamo un po'. Stazione di polizia. Ragazzi, i posti ci sono. Dobbiamo solo avere dei diplomati. Allora, io non vorrei assumere nessuno dall'estero. Vorrei fare tutto con le nostre scuole. 15 studenti su 15. Abbiamo anche dei laureati pronti. Bene, la felicità sta aumentando regolarmente. La centrale elettrica. Adesso forniremo elettricità a tutti. Bene. Vediamo un po'. Ecco, purtroppo non abbiamo soldati, ragazzi. Se ci dovessero attaccare adesso ci farebbero davvero a pezzi. È stata una manovra politica brillante. Tutti i nostri problemi ora dovrebbero essere risolti. Chissà perché però non lo sono per niente. Aiutiamo i ragazzoni americani con il New Deal, magari con un membro della casata a dare una mano. Partirà il nostro Federico questa volta e avremo una considerazione in più da parte degli alleati. Bene, intanto arriva la nostra Angelina, nave mercantile. Abbiamo addirittura la nostra nuova zona disponibile. Ragazzi, però io costruirei anche un osservatorio per aumentare la velocità di ricerca. Ecco qua, genera punti di ricerca bonus. Lo mettiamo in una zona sopraelevata. Per esempio qua potrebbe andare bene. Ok. Massima. Bene. $56.000. La centrale elettrica la stiamo finendo. Allora, stiamo continuando, ragazzi, ad andare avanti. La nostra... Avete visto, ragazzi, i passaggi chiave per riuscire a migliorare decisamente tutte le nostre possibilità. Intanto meccanizzazione in tutte le nostre zone agricole per riuscire quindi ad avere l'efficacia. Diminuiamo i lavoratori in queste zone, per esempio di cotone, e portiamoli in altre piantagioni. Per esempio qui nel grano non c'è nessuno. Con l'attivazione selettiva l'efficacia aumenta di mese in mese dopo la realizzazione del potenziamento. Bene. Qui piantagione di banana, crescita sana, la qualità del lavoro aumenta di 20, il benessere dei lavoratori aumenta. Allora, potenziamo, ragazzi, tutte le nostre zone. Allora, come per esempio questa, piantagione di tabacco, fertilizzazione intensiva. La qualità del terreno cala nel tempo. No, la qualità la voglio io. Tabacco per lo zucchero. Aumenta l'efficacia di tutte le piantagioni. Perfetto. Anche questa. Anche quest'altra. Qui in alto facciamo tutto anche per le banane, crescita sana. Inoculazione. L'efficacia aumenta di 100. Addirittura, perfetto. Miglioriamo tutto con questi soldi. Bene, miglioriamo anche i nostri nuovi range. Scusate, ragazzi, recinti di tosatura. Aumentiamo la qualità del nostro lavoro. Bene. Recinti di nutrimento, efficacia del range di campo per ogni piantagione standard idroponica nelle vicinanze. Perfetto. Anche qui la idroponica nelle vicinanze aumenta di 10. Bene. Purtroppo abbiamo pochi contadini, ragazzi, Non ci sono più contadini come una volta. Ok, procediamo. Abbiamo migliorato quasi tutto. La felicità adesso è alle stelle e la nostra centrale è pronta. Quindi, ragazzi, allora aumentiamo la paga proprio massima per riuscire a produrre tanta energia. Allora, facciamo un attimo di pausa. Qui non abbiamo nessun lavoratore, responsabile. Mettiamo un supervisore, l'efficacia aumenta. Qui un altro supervisore, l'efficacia aumenta. Qui abbiamo un supervisore nella nostra centrale, ambientalisti, riduce l'inquinamento. Ok. Nella nostra, vediamo un po', nella chiesa, mentore, altruista, aumenta la ricchezza dei lavoratori nell'edificio. Più che altro lo facciamo ai militari. Eccoli qua, altruista. Nel cabaret possiamo mettere per esempio avido.
Aumenta il budget del 5%, il denaro rubato viene trasferito nel nostro conto. Ok, procediamo. Allora, con questi soldi dobbiamo riuscire, ragazzi, a potenziare sicuramente la nostra centrale elettrica. E adesso attueremo una propaganda di elettrificazione di tutto il territorio. Adesso, ragazzi, io mi fermo perché oggi abbiamo giocato anche abbastanza. Spero che questo video vi sia piaciuto. Sono stato molto veloce per arrivare alla guerra fredda. Comunque ci becchiamo all'interno della prossima avventura e fatemi sapere le vostre opinioni. Ciao a tutti!